Scusate, ma avete qualche problema. E bagalo problema che la telecamera come accidenti. Bene, come pare che vi siamo su, questa è la telecamera, come poniamo su un attimo. Ecco, scusate, ma qualche problema, ma penso come deve siamo già arrivato, no? Potremmo scominciare a essere un obiettivo che su aerei, solo che batta un orecchio bianco in questa zona, il orizzonte allarga in cui su campo, ecco, in questo idenne, ma noi non deve presentare oggi forse solo una variazione del suo biaitino del suo chilo. Ecco qua. Devo ritornare che infatti che l'Alberto poi non veda madre Crasa, lunedì, scusate, si presenta a Carchinugheda verso a 7, poi che l'Alberto potrebbe ha salvato lo Carchinugheda passizzera de Gai, 33 gradi di temperatura massima. Cominciamo con l'appuntamento, allora il primo appuntamento l'abbiamo su Battordichi, il suono nascosto, il romanzeso, progetto musicale di Nicola Agus, ore 21, romanzeso Bitti, un viaggio sonoro nella sacralità dell'acqua. Poi abbiamo un altro appuntamento in Bizzi, questo su che 8 di Triulasa, ore 20, sempre romanzeso Bitti, ingresso gratuito, e i santuari nuragici della Sardegna centro-orientale tra religione, economia e società. Bene, abbiamo usato l'appuntamento il Luvula, presentato il libro Raionatas, il Andrea Lucci, l'illusione della tradizione, il folklore sardo tra mito, cambiamenti e nuove responsabilità culturali. Prefazione di Fiorenzo Caterino, una bella presentazione, questa Giovia Sese, però mi manca la proiezione del suo film, si veste in Luvula, e non mi è stata a finire, non che l'ha proprio. Mi manca la proiezione che veste del suo film, del suo cinema in Luvula, che la trasmettiamo diretta a Casinone, dopo mi era che l'ho dimenticata, un attimo, non si vede che eccola qua, che la trasmettiamo diretta, questa, e ne sibilamo, ecco qua. Dopo che è arrivata lo vediamo. Bene, intanto sicchiamo che sulla programmazione di oggi e andiamo a fare dare la prima pagina dell'Unione Sarda. Caldo e vento, il fuoco fa il resto. Roghi in mezza Sardegna, chiuse la 131 alla 125, bloccato dal fumo l'aeroporto di Olbia. Meloni nella lista nera dell'Iran, aeroporto, un'operazione senza interesse pubblico, si intende post aeroporto del Castello, che lo sono svendenne, come in latino italiano svendendo, portando l'insardo,
però nulla, a Piagherino, come anche nisso, la politica del sol mafioso. Andiamo da innanzi schissa a Nuova Sardegna, il fuoco accerchia l'isola, a Olbia ha chiuso l'aeroporto. Voli dirottati, stop alla circolazione lungo la statale 131. Morti dal caldo. Sassari, Guardia di Finanza, maxi frode da 20 milioni di euro, la tecnica dello scontrino fasullo. Hai capito? Questo è il Sassari. Pronto soccorso, il sistema regge senza i gettonisti. Campioni del mondo, l'urlo di Caressa, rimasto nella storia, l'intervista, l'urlo nella storia, campioni del mondo. Il telecronista Fabio Caressa racconta l'esperienza straordinaria del 2006 e andiamo a contare su nulla. Non bisogna e basta, sono italiano. Allarme bomba o pompa in chiesa gli artificieri. Questo è stato in Sacrea de Santus Implique che ha applicato una pompa pro bomba, niente meno. Andiamo a vedere se sta arrivato su l'UFOLA, non è arrivato, boh. Proviamo a fare qui, ecco qua, ecco, Cinema sotto le stelle, rassegna visioni sarde, cortometraggi d'autore, su Cane este su mio, di Salvatore Mereu, True Love Whites, di Simone Cicalò, Una faccia da cinema, di Alberto Salvucci, Vida e morte, di un Marangotti, di Stefano Cau, a grande richiesta il documentario Ballo delle Vedove di Giuseppe Ferrara, venerdì 10 luglio, ore 21:30. Però il manifestare non è meta chiaro, non si comprende, chiaramente non può tenersi questa spogliazione stotto che napura de luglio, e quindi è poco che volevo tornare che abbiamo questa spogliazione, però saldata, non la sisco. Cioè, non fatto vedere che è triolasa, però chiaramente non la hanno proiettata tutto questa, e come di mano ha chiamato inviato su manifestito. Andiamo da innanzi. E quindi ecco, entriamo su. Allora, grande mostra al Monte Granatico con le opere di Renato Guttuso. Questa è una mostra a meta importante che bisogna mettere là, che ieri mattina l'inaugurazione. Noi salutiamo su condizionatore che mi pare che in capo sta troppo calore. Allora, ieri mattina Monte Granatico ospita una mostra a Renato Guttuso, Il respiro della terra, dedicata al maestro siciliano, che sarà aperta fino al 27 settembre. Saranno esposte 34 opere originali provenienti da collezioni pubbliche e private, affiancate da tre lavori del museo Don Giovanni Guiso, che batte appunto opera del suo museo. Porto moderno presto i lavori. Dopo oltre 2 lustri, il progetto di riqualificazione dell'area portuale di La Caletta è pronto a partire. La Giunta Comunale di Siniscola ha approvato il progetto esecutivo definitivo dell'intervento da 3,5 milioni di euro, che interesserà la parte commerciale dello scalo e le banchine. Le opere prevedono il rifacimento delle banchine e il potenziamento dei servizi a supporto delle imbarcazioni per rendere il porto più moderno e funzionale. L'iter è stato segnato da rallentamenti burocratici e dalla lunga attesa delle autorizzazioni, tanto da rendere necessario un finanziamento integrativo di 500.000 euro, aggiunto ai 3 milioni inizialmente stanziati dalla Regione. Gli uffici comunali hanno già avviato la procedura per l'appalto e, salvo imprevisti, il cantiere dovrebbe aprire in autunno. Bene. Apertura della Galleria di Mughina, pubblicata la gara d'appalto, via i lavori per il recupero e l'adeguamento della struttura, quindi apertura
un tubo, cioè sono a Berinda in attesa di cominciare il progetto e quindi la tornano a tankare. Un passo necessario, un'area sindaco Fenu per rendere fruibile uno snodo importante per la città e il territorio, un atterranno di tancatura. Inochiamo Spis contro Moro, scontro Moro-Solinas sul congresso straordinario. Il congresso straordinario del PISDAS, in termine interrogativo, la richiesta di convocazione avanzata dal segretario non può essere accolta in via automatica, ma deve essere sottoposta ad una puntuale verifica statutaria e regolamentare. Il presidente Antonio Moro frena sulla possibilità di un nuovo congresso a breve rilanciata da Solinas. In pratica è muro contro muro tra i due organi più importanti del partito. Nella nota Moro richiama l'articolo 17 dello statuto, secondo cui la richiesta di convocazione del congresso straordinario da parte delle sezioni deve essere espressa con delibera assembleare. Per questa ragione Moro chiede la trasmissione da parte delle sezioni interessate della documentazione formale relativa a ciascuna sezione indicata. Convocazione dell'assemblea, verbale deliberazione adottata e ogni altro atto utile per verificare la validità. Contestualmente il Presidente ritiene indispensabile acquisire l'elenco aggiornato degli iscritti aventi diritto per il 2026, delle sezioni regolarmente costituite e della loro consistenza associativa, al fine di accertare l'effettivo raggiungimento della maggioranza richiesta dallo Statuto. Che l'inchiesta è stata a telecamera, sul solito, e non vamo manco una telecamera.